avete rubato. Se la tariffa è 15 euro, 20 euro, adesso non mi ricordo, voi me ne avete presi 86 perché non mi avete detto che c'era da cambiare l'APN. Quindi navigando con un APN diverso, il conto è andato molto su. Ok, ho capito perfettamente. E lei ha disattivato la promozione, Sì, giusto? subito. L'ho disattivata subito i primi giorni, solo che c'era da aspettare che finisse il mese e allora il mese è finito il 15 febbraio. Un attimo. Infatti vedo praticamente un totale di 54,10 più l'IVA Esatto. per i servizi ovviamente diciamo di internet senza la promozione, che sono 66 euro. E questi 66 euro io adesso le faccio lo storno. Ok? Mi ri- Entro massimo 45 giorni da oggi Cavolo! riceverà. Come? Cavolo, 45 giorni! No, non ho detto tra 45 giorni, entro, può essere tra massimo e 45, Ah, della serie mettiamo minimo le tra mani in 20. avanti. Come? Della serie mettiamo le mani in avanti, molto in avanti. Allora, questa qua è la procedura, se vuole posso proseguire, se no non so. E se no non so cosa c'è da fare. Prosegui, no? Ma avete rubato i soldi, volete anche tenerveli? Non so anche, mi dici. Vedi te? No, visto che lei si sta lamentando, Mi sto lamentando, ma avete rubato 60 euro, devo essere felice, devo farti i complimenti. nessuno Bravo, no, bravo Armando, grazie a Dio. grande Armando, numero uno. Ok, va meglio così. Vedi te, dai, facciamo sto storno e che arrivi il prima possibile. Ok, la saluto, una Ok, buona ciao. serata. E secondo te questo qua fa lo storno? Figuriamoci, meglio che richiamo lunedì, va per sicurezza. Bom bom, quindi un altro aggiornamento, no lunedì, sì, lunedì o martedì. Lunedì richiamo io. Così verifichiamo con un altro operatore se è vero che ha fatto lo storno oppure no. Scommettiamo anche qua perché con Vodafone c'è veramente lo sportello apposta per le scommesse, di sicuro non l'ha fatto. Quindi scommettiamo che non l'ha fatto.